Una notizia bomba è arrivata questa sera alle orecchie dei tifosi del Napoli, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelare farà emozionare tutti coloro che amano il nostro club. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più scottanti e rilevanti sul Napoli. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste fantastiche informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra. Ora passiamo agli affari. Qualcosa di enorme si sta articolando nei corridoi del Napoli. Una mossa impressionante che promette di trasformare il futuro del club e di accendere ancora di più la passione dei nostri tifosi. Cosa c'è in serbo? Restate con noi, perché questo è solo l'inizio di una vera e propria svolta. Dietro le quinte. Grandi nomi hanno iniziato ad essere collegati al Napoli per il prossimo mercato dei trasferimenti. Marcus Rashford e Ben Chilwell, due talenti della Premier League, sono nella lista dei desideri del tecnico Antonio Conte, che vorrebbe contare su queste stelle per alzare ulteriormente il livello della squadra partenopea. Secondo l'esperto di Sky Sport Luca Marchetti, questi profili non sono facili da portare in Serie A, ma potrebbero diventare fattibili se non vengono utilizzati centralmente nelle rispettive squadre. Marchetti ha sottolineato che, pur essendo una sfida, il Napoli deve continuare a investire su giocatori di alto livello, soprattutto su talenti provenienti dal panorama internazionale che cercano più spazio e protagonismo. Al momento, sia Rashford che Chilwell stanno affrontando delle sfide nei loro club, e questo apre spazio al Napoli per diventare un'opzione interessante. Ora, tifosi del Napoli, vogliamo sapere cosa ne pensate. Rashford e Chilwell sarebbero i rinforzi ideali per il Napoli? La società dovrebbe puntare tutto su questi talenti della Premier League? Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione sul futuro della nostra squadra e sulle grandi possibilità del mercato dei trasferimenti.